55 i democratici in lista per le regionali, 29 uomini e 26 donne. 8 su 13 i consiglieri uscenti ricandidati, uno per ogni provincia, a parte Padova che ne ha 2. La direzione regionale del PD ha approvato le 7 liste provinciali all'unanimità con un solo astenuto, la segretaria di Treviso, Lorena Andreetta, in polemica per l'esclusione di un candidato. Le donne in lista passano dalle 19 del 2010 a 26. C'è il giusto mix, credo, che è quello che ci vuole oggi, una giusta dose di rinnovamento anche forte, un po' di esperienza, amministrazione locale, perché ci sono dentro sindaci, uomini e donne, insomma io sono molto soddisfatto anche per il voto unanime dell'Assemblea. La candidata più giovane è la bellunese Erika Dalfarra, 26 anni, mentre il più anziano è Antonio Bertoncello di Portogruaro, 68. Oltre alla lista del PD, nei prossimi giorni sarà anche presentata la civica a sostegno di Alessandra Moretti, che oggi è stata nel Basso Vicentino, a Poiana Maggiore e ad Asigliano, e poi nel Padovano, a Rubano, dove ha incontrato insegnanti, agricoltori, famiglie. La richiesta maggiore che ha raccolto è stata quella della sicurezza, per la quale oggi era in tour nel Veneto anche il leader leghista Matteo Salvini per la campagna di raccolta firme Anch'io chiedo asilo. Un'altra pagliacciata alla Matteo Salvini. Credo che il problema sicurezza sia un problema molto serio, un problema molto sottovalutato da Luca Zaia e dalla Regione Veneto, e noi abbiamo un piano importante sulla sicurezza. Metteremo a disposizione dei sindaci più esposti le risorse utili necessarie per l'illuminazione, per telecamere e soprattutto un grande accordo con la Polizia Municipale.